Sanità della pianura veronese, prospettive future. Questo è il titolo dell'evento organizzato dalla UIL FPL di Verona che si è svolto sabato 18 novembre presso la sala civica del comune di Legnago. Un confronto tra rappresentanti istituzionali, politici, sindacali e professionisti su un tema, quello sanitario, di cruciale importanza per la popolazione. A fare gli onori di casa è stato il segretario generale della UIL FPL Scaligera, Stefano Gottardi, soddisfatto di ciò che è emerso durante la mattinata. Sì, l'evento è riuscito, mettere insieme tante persone di qualità con proposte anche diverse era importante per la sanità complessivamente, ma soprattutto in questo evento abbiamo parlato per la pianura veronese. E proprio a Legnago partiranno a gennaio i lavori per il nuovo ospedale finanziato con ulteriori 100 milioni dalla Regione Veneto. Nuovo ospedale di Legnago che sarà fondamentale per la salute del futuro e che viene progettato poi per quello che sarà veramente il nuovo approccio alla salute e speriamo che risulterà quello che servirà per la popolazione. Presente all'incontro anche Pietro Girardi, direttore generale della ULSS 9 Scaligera, che plaude l'occasione di dialogo offerta dalla UIL FPL. È una bellissima occasione per far vedere quello che sta per succedere in questa zona, nonostante le criticità che il sistema sanitario nazionale in questo momento soffre, che è un po' di carenze e un po' soprattutto secondo me quella di efficientare e fare un piccolo tagliando all'organizzazione sanitaria, non tanto della zona ma quella dell'intero paese. Girardi ha fatto il punto sulla situazione che riguarda il nostro territorio veronese, sottolineando la necessità di arrivare a creare delle case di comunità per dare risposta a una richiesta sempre maggiore di cure e assistenza. E stiamo imparando sempre di più a vivere in un mondo che è fatto di comunicazioni e di reti. Anche la medicina del territorio deve essere fatta da organizzazioni di professionisti, quindi anche lì si deve cambiare per dare una risposta più a 360 gradi a tutta quanta l'utenza. Le case della comunità che apriremo sono il primo luogo dove viene agglomerata questa nuova organizzazione. In sala anche Flavio Pasini, presidente del Comitato dei Sindaci Distretto 3 Pianura Veronese, e la dottoressa Franca Mirandola, medico di medicina generale, che ha condiviso la sua esperienza decennale nella gestione del paziente, fornendo spunti preziosi per il dibattito e mostrando come la professione del medico di famiglia sia molto più articolata di quello che sembra. Ho dato questa testimonianza perché noi medici di base crediamo nel rinnovamento e nell'andare avanti. Però dobbiamo essere anche rispettati nel nostro ruolo. Per la parte politica sono intervenuti Alberto Bozza, consigliere della Regione Veneto per il partito di Forza Italia, e Alessio Albertini, membro della segreteria regionale del Partito Democratico e sindaco del comune di Belfiore. L'intervento di chiusura è stato affidato a Domenico Proietti, segretario generale UIL FPL nazionale. Oggi è stata una giornata bellissima, la UIL FPL di Verona ha dimostrato di avere una visione, una capacità di studio dei problemi e ha chiamato a confrontarci su questi argomenti della sanità della pianura veronese, ha chiamato a confrontare le migliori esperienze e da questo dibattito verrà un contributo utile per migliorare ancora di più la sanità di questo territorio. Proietti, fresco di sciopero a Roma contro la legge di bilancio, ha ribadito l'importanza di investire in sanità pubblica. Oggi la miglior politica economica è una buona politica sanitaria. Se noi investiamo nella sanità miglioriamo le prestazioni, ma questo ha un riverbero positivo su tutto il sistema economico e produttivo del Paese. Si è persa l'occasione di non utilizzare i 37 miliardi del MES sanitario, che sarebbero state risorse fondamentali per riallineare la spesa sanitaria italiana alla media europea. Noi pensiamo che il governo può andare in Europa e riaprire questo capitolo, perché l'unica strada per trovare risorse aggiuntive è in Europa. Proietti indica anche alcune strade da percorrere. Bisogna aumentare il Fondo Sanitario Nazionale, bisogna rinnovare i contratti di tutti gli operatori pubblici che sono penalizzati dal blocco della rotazione di questi anni, bisogna dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco del TFR e DFS. Su questi temi e sul tema delle pensioni il governo deve ritirare l'articolo 33 della legge di bilancio che penalizza in maniera eccessiva i futuri pensionati. Su questo noi ci aspettiamo dal governo un cambio di passo.